Ascoltate, ho notizie della massima importanza. Che cosa c'è? L'imperatore Tiberio ha inviato un suo uomo di fiducia in Giudea. Sta approdando in questo momento in un punto segreto della costa. Perché tanto mistero? Per quale ragione non è sbarcato direttamente a Cesarea? Tale decisione, secondo me, non è stata presa dall'imperatore Tiberio, ma è frutto piuttosto della diplomazia di Ponzio Pilato. Che cosa vuoi dire? È semplice. L'arrivo di un inviato dell'imperatore proprio in un momento critico come quello attuale può solo significare che i metodi di governo di Pilato non sono graditi a Roma. Quindi, secondo te, Pilato vuol diminuire l'importanza della missione? Certamente. Pilato è un debole, ma è intelligente. Egli sa quali vantaggi il Sinedrio ed Erode possono trarre dalla circostanza. Cesarea non ha forse un porto? Di che cosa ha paura Ponzio Pilato per farci sbarcare in un posto come questo? Io sono un militare, Gaio Marcello. Obbedisco solo agli ordini che mi vengono impartiti. Questo è un pretesto molto comodo per non rispondere alla mia domanda. Tu vivi in Giudea da oltre 30 anni, Claudio Africo, e nessuno meglio di te è in grado di capire il perché di certi ordini. E nessun altro può capire la ragione del mio silenzio meglio di te. Va bene, lascia stare. Un tuo sbarco ufficiale a Cesarea avrebbe potuto destare sospetti su gravi dissidi tra Roma e il suo prefetto in Giudea, e qualcuno avrebbe potuto trarre profitto da questa situazione. Giusto. Dai gli ordini per lo sbarco. Durante il viaggio mi spiegherai meglio il motivo di queste misteriose precauzioni. Ehi, affrettatevi laggiù! A Roma si parla molto di un certo Barabba. Che se ne pensa qui? È il liberatore che pretende di essere o è un volgare bandito? Si fa chiamare liberatore. Ma presto ti accorgerai che qui le cose non sono mai in realtà come sembrano in apparenza. Ragioni come un filosofo? No, come un soldato. Magari come un soldato stanco. Data la tua esperienza, hai qualche suggerimento da darmi? Io ti consiglierei di seguire da vicino un uomo che si fa chiamare Gesù di Nazareth. Quanti uomini ha al suo comando? Nessuno. È un rabbi. Un predicatore? E pensi che possa temere qualcosa da un predicatore fanatico? Speriamo di no. 30 anni di Giudea possono aver offuscato il mio buonsenso. Ci prepariamo, Barabba. Dovete impossessarvi subito del carico dei tributi. Sono 8 casse d'oro. Come lo sai? Se tu avessi le mie fonti di informazione saresti tu, Barabba, non io. Taci. Tutti pronti! A cavallo! Seguitemi! Lascia il mio cavallo! Lascia il mio cavallo! Lasciami! Fermatevi, non fuggite! Vieni, lasciami! vieni. Cane, lasciami! Quante case sono? 7. Ce ne deve essere un'altra. Cercala! Subito. Se non la trovi me ne rispondi con la tua testa. Eccola, Barabba, l'abbiamo trovata. Lo sapevo che erano 8. Via, mettetele tutti insieme. Su, fate presto. Questo denaro rappresenta le tasse pagate dai tuoi concittadini. Non prenderlo, saranno costretti a pagarlo di nuovo.
Vai via tu! Ci penso io. Vieni qua, fermati! Vieni qua! Dove vai? No. Lasciami! No, no, non mi uccidere, Barabba! E tu? Dunque tu sei Barabba. È così che vuoi liberare il regno di Giudea? Depredando le carovane e uccidendo i tuoi fratelli? Maria Maddalena, l'amante di Avan. Come sapevi che eri in questa carovana? Chi ti ha informato? La fama della tua bellezza non è esagerata. Come fai a sapere quale carovana puoi attaccare liberamente? È Anan il tuo informatore? Anan? Com'è possibile che io sia d'accordo con Anan, l'aristocratico nipote del gran sacerdote? Allora ho indovinato. Ma ora sei sotto la mia protezione. Ringraziami che ti risparmio la vita. Ferma! Barabba! Dove vi ha attaccato? Alle colline, nel greto del fiume. Era la carovana di Damasco. Hanno rubato i tributi per Cesare. Quanto è distante da qui? Potremmo arrivarci prima del tramonto. Andiamo. Assaggia questo vino, è squisito. Preferisci forse gustarlo dalle mie labbra? Porco! Osi rifiutarmi? Tu che vendi il tuo corpo per un pugno d'oro, eh? Oh, hai l'occhio fino. Bene, preferisci andare con i ricchi, eh? Io sono ricco e potrei pagarti se volessi. Questo è oro. Ma perché dovrei farlo? Tu sei mia prigioniera. Ti piegherai per amore o per forza? Barabba! I romani! I romani! I romani! Avanti! Addosso! Arrenditi, Barabba! A un romano, Mike!
Inseguiteli! Inseguiteli! Chi sei? Che cosa fai? Facevo parte della carovana che Barabba ha assalito. Come ti chiami? Mi chiamano Maria. Sono di Gerusalemme. Ma tu sei ferito. Lascia che ti fasci il braccio. Che cos'è questo unguento? Erbe, essenze, oli, sostanze che noi indigeni usiamo per guarire. Sei molto bella. Non è permesso familiarizzare con gli ebrei, centurione. Le tue leggi lo proibiscono. Forse è contro natura, ma questa è la legge. È una legge stupida. Come può essere stupida se l'ha fatta il grande Cesare? Hai qualcosa contro di me perché sono romano? Niente affatto. Sei tu che diffidi di me, che sono ebrea. Sciocchezze. Ho rinunciato al principio della superiorità di un popolo sull'altro parecchi anni fa. Più di ogni altro è stato un amico, uno del tuo paese a convincermi. Un uomo colto e molto intelligente. Il suo nome è Anan, nipote del gran sacerdote. Lo hai sentito nominare? Ci sono tanti nipoti in Palestina. Se dovessi venire a Gerusalemme, mi sarebbe facile trovarti? Può darsi. Cosa penseresti di me se decidessi di violare una delle mie antiquate leggi? Penserei che sei un uomo. Adesso devi riposare. I tuoi legionari sarebbero capaci di uccidermi se tu non guarissi. Non me lo perdonerei mai. Tornerò domani a medicarti. Ana. Sei pazzo? Non devi farti vedere qui. Hai paura che i romani si accorgano che siamo amici? Amici? Diciamo complici. Beh, potresti almeno chiedermi perché ho rischiato la pelle per vederti. Avanti, parla. La carovana che mi hai fatto assalire è in mano ai romani. Ci hanno attaccato di sorpresa. Molti dei miei uomini sono morti. Ti sei lasciato sfuggire dalle mani 30.000 talenti. Ti interessano di più i talenti o Maria di Magdala? Maria? Sì, era nella carovana anche lei. È in mano ai romani. E Maria sa del nostro accordo. Come fa a saperlo? È una donna astuta, ha indovinato. E per danaro Maria parlerà. Non lo farà. Certo, dimenticavo il tuo irresistibile fascino. Com'è possibile che ti tradisca? Però resta il fatto che in questo momento è nel deserto con il centurione romano, Gaio Marcello. Gaio Marcello? Lo conosci? Così mi risparmio la descrizione. Vedi, Maria ha un debole comune alle cortigiane, gli uomini. E credo che di un uomo come quello potrebbe addirittura innamorarsi. Vattene. Me ne vado. Ma se Maria o qualche altro mi tradirà... Vattene! Avremmo dovuto essere a Cesarea 3 giorni fa. Gli uomini sono scontenti. Ciò che avviene dentro quella tenda non è di buon esempio per i legionari. Sta zitto.
Gaio dimentica gli ordini dell'imperatore. Ti ho detto di stare zitto. Hai cambiato umore. Stavo pensando a una ragazza che si chiamava Giuditta. Morì a 17 anni. Molto triste. Ma era giusto che dovesse morire. Che cosa vuoi dire? Si innamorò. Questo fu il suo delitto. Non era ben sicura se fosse l'uniforme del legionario o se fosse vero amore. Come poteva saperlo a 17 anni? I genitori tentarono di ostacolare il loro amore, ma vollero vedersi un'altra volta, promettendosi a vicenda che sarebbe stata l'ultima. Quella notte, sulla piazza del Tempio, Giuditta fu lapidata. Il soldato fu punito e trasferito. Lei era ebrea e lui romano? Sì. Ed è questo che ti preoccupa, Maria? Marco! Perché questo segnale? Ho dato ordine di levare il campo. Perché? Cosa è successo? L'ebrea se n'è andata. Cosa? E tu l'hai lasciata fuggire? Anzi, l'ho aiutata. Sei pazzo, questa è insubordinazione. Marco, ma non capisci. So che tu l'ami e capisco quanto debba costarti. Ma
tu sai qual è il tuo dovere. Ehi voi! Preparate i cavalli! Presto, si parte subito! Marta! Lazzaro! Dove siete? Maria! Finalmente sei tornata! Marta! Lazzaro! Sono felice di essere a casa. Eravamo così preoccupati per te. Ci hanno detto che la carovana con la quale viaggiavi è stata assalita. Oh, chi ve l'ha detto? Io. Oh. Come lo sapevi? Voglio parlarti da solo. Come lo sapevi? Barabba? Mi auguro soltanto che i romani non arrivino alla tua stessa conclusione. Avevi paura che restassi con i romani? E ti tradissi, Anan? Ah, il tuo caro amico Barabba. Volevo usarmi violenza. Io ho fiducia nel tuo buon senso. Spero che sarai stata molto gentile con i romani. Sono stanca. Vieni qui. Non sono la tua schiava, non lo dimenticare. Sono libera di fare ciò che mi piace. Vado a Cesarea per qualche giorno. Appena rientro daremo una grande festa per solennizzare il tuo ritorno. Come vuoi, ma non in questa casa. Mia sorella e mio fratello non vogliono, lo sai. Questa è la nostra casa. È qui che riceveremo i nostri ospiti. Ho letto le critiche di Roma alla mia amministrazione in Giudea. In realtà Cesare mi considera un fallimento. E devo riconoscere che disgraziatamente è la verità. Temo che tu dia un'eccessiva importanza a quelle critiche. Mia moglie Claudia è dello stesso parere. Il tono è più diplomatico, forse, ma il significato è lo stesso. Roma non dimentica i tuoi successi quale amministratore della Spagna, di Alessandria e di altre province. Sì, certo, ma quelle erano Spagna, Alessandria, come dici tu. Questa è la Giudea, centurione. È una terra misteriosa che sfida la logica di un uomo pratico, quale sono io. Vorresti dire che noi che abbiamo conquistato il mondo non sappiamo soggiogare un lembo di deserto? No, voglio solo dire che io non trovo la soluzione. Ma sono ben disposto ad accettarne una. L'autorità militare è pronta a ristabilire l'ordine e a far rispettare la legge. D'accordo. Continua. Elimineremo i banditi. Riattiveremo le comunicazioni. Da parte mia ti darò la massima collaborazione nell'ambito dei miei poteri. Potresti dirmi perché questa gente è così difficile da amministrare? È semplice, vuole la libertà. Non vedono i benefici del governo di Roma? Ti sembrerà strano, ma è così. E ciò che complica le cose è che Erode vede la libertà a modo suo. Il Sinedrio la concepisce diversamente. Poi esiste una massa di demagoghi, santoni ed altri che turbano la plebe con i loro discorsi. E quel Gesù di Nazareth è tra questi? È un giovane rabbi, un santone di Galilea. Chi lo ha ascoltato lo trova piuttosto convincente. Ma che fa? Vogliono abbattere l'aquila imperiale. Protestano contro l'emblema di Roma, posto davanti al loro tempio. Non è forse un insulto al loro Dio? Infatti.
Ma ricordati che anche Cesare è onnipotente. Quell'aquila è stata messa lì per dimostrarlo. Questa manifestazione è in tuo onore, Gaio Marcello. Deve essere repressa. Se vuoi provare. Con il tuo permesso. Questa è terra santa! Quell'emblema è un insulto al nostro Dio! Abbattiamolo! Gli oppressori romani tassano il popolo e disprezzano la nostra religione! Abbattiamo quell'aquila! Facciamo cadere nella polvere il simbolo di Roma! Non c'è posto per i loro simboli! Tu qui. Sono venuto a Cesarea per qualche giorno soltanto. Potrei sperare in un colloquio con te? Ma che dici? Perché tutte queste cerimonie? Siamo amici come lo eravamo a Roma. Qui tu sei un romano che dà ordini. Io come ebreo devo ubbidire. Però possiamo sempre considerarci amici. Lascia che io ti dica la mia opinione su quanto è avvenuto. È stata una pacifica dimostrazione. Perché i tuoi soldati sono intervenuti? Hanno abbattuto l'emblema di Roma. Innalzare le aquile di Roma davanti al Tempio è stata una provocazione. Potresti ripararvi liberando quelli che sono stati fatti prigionieri. Non possiamo dimostrarci deboli fino a questo punto. Ho fiducia nel tuo discernimento e nella nostra amicizia. Vedo che fra voi c'è un ragazzo. Che venga avanti. Tu sei ancora un bambino. Perché ti sei mescolata coi dimostranti? Avanti, rispondi. Allora, ragazzo, che cosa hai da dirmi? Io l'ho portato con me. Sono io che devo essere punito. Ma ascolta bene le mie parole, Pilato. Un grande evento si avvicina. Colui che libererà il popolo di Israele è già fra noi. E presto le aquile romane saranno cacciate dalla terra di Giudea. La pena per questo atto di ribellione è di 100 frustate. Portatelo via! È soltanto un vecchio che crede nel suo Dio. Non puoi punirlo per questo. Penso che sia un buon consiglio. Accettalo. Poco fa dicevi che si doveva usare fermezza con questa feccia. Ora ne prendi le difese? Sei tu il governatore. La decisione spetta a te. Aspettate! Riportatelo qui. Dimmi, chi è colui che libererà la terra di Israele? Egli è colui di cui parlano le profezie. Egli è già apparso fra noi. Tutta la Giudea esulta per lui e per i suoi miracoli. Gli storpi camminano, i ciechi vedono. Roma fermerà questo esaltato. Le lance dei tuoi soldati si piegheranno come giunche al vento dinanzi a lui e il bronzo delle loro corazze diventerà più tenero della cera. Fuori! Portatelo fuori! Uscite tutti! Lo hai sentito? Li hai visti? Che cosa sono, secondo te? Folli? Fanatici? O soltanto un popolo devoto? Non lo so. Non lo so. Ah, sei prudente, centurione, a rispondere che non lo sai. Dopo Giovanni Battista non si sono mai tanto esaltati per un nuovo profeta. Vuoi ancora interessarti della faccenda? È mio dovere. Ma parliamo dei prigionieri. Cosa ne farai? Non posso liberarli. L'autorità romana ha sofferto un affronto. Ma è sempre così. Loro ci insultano, noi li imprigioniamo e nulla cambia. E se proponessimo di scambiarli?
con la testa di Barabba? Potrebbe essere una via d'uscita. Va al Sinedrio a Gerusalemme e discuti il riscatto dei prigionieri. Io ti raggiungerò fra pochi giorni, in tempo per la Pasqua ebraica. Un inviato di Roma è a Gerusalemme per negoziare con il Sinedrio. Possa il Signore ridare la libertà ai nostri fratelli. Qual è il nome di questo romano? Gaio Marcello è arrivato in Giudea qualche giorno fa. Adesso ritorno al Tempio e vi porterò altre notizie. Maria. È lui? Sì. Ricordati che è un romano. Mi ha salvato la vita. E poi è diverso dagli altri. Cosa pensi di fare? Non lo so. Sono certo che le buone intenzioni del prefetto di Roma, Ponzio Pilato, ti siano chiare e che tu sia convinto della mia personale buona volontà. Ringrazio vivamente il governo di Roma per la sua clemenza. Questo ci lascia supporre che il periodo delle violenze sia finalmente superato. È mio desiderio, ed è una mia promessa, di consegnare Barabba alla giustizia di Roma al più presto possibile. Grazie, Gaio. Mi hai dato prova della tua amicizia intercedendo per la liberazione dei prigionieri. Forse si è trattato soltanto di fortuna. Quello che a noi interessa è di catturare Barabba. A proposito di Barabba, si dice che nello scontro con lui tu abbia liberato una bella donna. E come lo sai? È difficile che i legionari tengano un segreto. Come si chiama? Si fa chiamare Maria ed è di Gerusalemme. Probabilmente è una cortigiana. A Gerusalemme ce ne sono molte. Se conoscessi quella donna non diresti così. Perdonami, non intendevo. Però spero che l'amore non ti impedisca di prenderti qualche svago innocente. Una cortigiana mia amica dà una festa. Perché non ci vieni anche tu? Non posso rifiutare l'invito di un vecchio amico, ma io sono romano e la tua religione... Copri la tua toga con un mantello. La padrona di casa non ci bada. Lasciatelo. Maria, temevo di non vederti più. Perché sei fuggita? Pensavo che sarebbe stato meglio per tutte e due e mi illudevo che fosse possibile. Ma oggi, quando ho saputo che eri qui a Gerusalemme, ho capito che dovevo rivederti per spiegarmi. Lo sai che ti amo. No, ti prego. Ma di che hai paura? Vicino a me non devi avere timore di nulla. Pilato è mio amico e l'imperatore Tiberio mi protegge. Non di loro ho paura. Ma di che hai paura allora? Di me stessa. Di te. Di me? Ma se io non voglio che il tuo bene. Non capisci, Maria. Io farei qualsiasi cosa per te. Tu verrai con me a Cesarea, a Roma. Tu non farai la fine della povera Giuditta. Come sarebbe bello se potessimo amarci così, per sempre. Non c'è niente che ce lo impedisca. No. Non è questo il momento. Gaio, desidero che tu mi prometta una cosa. Dimmi. Io devo lasciarti. Promettimi che non tenterai mai di cercarmi. Quando sarà il momento, sarò io a cercarti, te lo giuro. Non posso prometterlo. Ma lo devi. Ma... Non domandarmi di più. Solo sappi che ti amo. Fidati di me.
Benvenuti in questa casa. La nostra amica non è ancora pronta a riceverti, ma sono sicuro che la troverai attraente quanto la tua donna del mistero. Lavinia, Livia. È arrivato adesso il mio amico Gaio Marcello. Oh, che amici che hai. Oh, guarda, eccolo. Legatelo bene. Chi è quell'uomo? È un seguace del Nazareno, un mio schiavo che predica la bontà e la purezza nelle strade. Qui. Sono curioso di vedere se la nostra ospite riuscirà a convincerlo che il peccato è più divertente della virtù. Quello schiavo è un santuomo. Commetterai un sacrilegio. Dio ti punirà, Maria. Smettila, mi hai seccato. Perché dovrebbe punirmi? Lui mi ha fatta così. Non biasimare il Signore per i tuoi peccati. Biasima il diavolo e te stessa. Hai messo la tua bellezza al servizio di Satana. Se sono davvero figlia di Satana, posso benissimo vivere da peccatrice. Rinuncia a lui, Maria. Lascia Anna. Oh, Marta, smettila. La gelosia di Anan cresce di giorno in giorno. L'hai visto da te. Quindi farò tutto quello che vuole finché potrò liberarmi di lui una volta per sempre. E ora andate via. Fuori, tutte quante, fuori, via! Ho uno scopo adesso. Quale? Gaio Marcello? Che succede? Ma niente, è venuta a pietire per quel seguace del Nazareno. Ha paura che io possa contaminarlo. Maria. Ti prego, Marta, lasciami in pace. Un regalo per te. Renderà la tua danza più eccitante. Perché questa maschera? Il mio volto non ti piace più, forse? Sei bellissima, ma portando la maschera non potrai distrarmi dalla danza. Ti senti male? Andiamo.
Cosa? Si sente male? Non lo so, vado a vedere. Adesso, amici, verrà un'altra danzatrice. Maria. Gaio. Svergognata. Non hai rispetto neanche per la tua religione. Adesso lo sai anche tu. Sì, sono la concubina di Anan. Lo sanno anche le pietre. Ora ti prego, lasciami sola. Scusami. Non sapevo che fosse Maria la donna del mistero. Hai sciupato i tuoi sentimenti. Per questo mi hai invitato? Maddalena è la mia amante. Come potevo immaginare che fosse la stessa donna? Non io, ma lei ti ha ingannato. Fa parte della sua professione. Gaio. Sono Marta, la sorella di Maria. Ti prego, non odiarla. Non è cattiva, credimi. Il suo animo è buono. Ve lo ha insegnato il Nazareno che il vizio diventa virtù? Ti perdono la tua bestemmia. Sarà bene che tu non veda più Maria. Ma ti prego, cerca di non odiarla. Maddalena. Maddalena. Maria. L'uomo di Galilea mi è apparso. Sei stata tu a chiamarlo. Perché un santo va da una peccatrice? Chi pecca ha bisogno di lui. La pecorella smarrita gli è più cara delle altre. Hai perduto la danza di Lia. Nemmeno lei lo ha scosso. Quell'uomo deve essere fatto di pietra. Vieni giù, Maddalena. Tutti ti stanno aspettando. No, non mi toccare. La vista di Gaio Marcello ti ha turbata a tal punto? Nessuno dovrà mai più toccarmi. Lo giuro. Nessuno. È ubriaca. Quando starà un po' meglio, cerca di mandarmela giù. È sciocco aver paura. Non poteva essere l'uomo di Galilea. Sono certo vittima di un incantesimo. I messaggi del Signore non sono stregonerie. Marta, libera quel sant'uomo. Assicurati che nessuno lo insulti o gli faccia del male. Hai desiderio di parlargli? No. No, mandalo via. Domani
Mi recherò al tempio per purificarmi. Ma sei impazzita? Lo sai di non essere ammessa al tempio? Ti lapideranno se si accorgeranno chi sei. Ci andrò. Devo implorare il Dio di Israele. Maria, ti prego, non andare. Ti prego. No, prendi questa, è più pregiata. Quella donna è Maria di Magdala. Sì, è Maria Maddalena, non c'è dubbio. È un sacrilegio. Gaio, soltanto tu puoi salvarla. Ti prego, vieni. Ma perché è andata al tempio? Non siamo riusciti a convincerla che era una pazzia. Io non posso entrare, non sono della vostra fede. A un centurione non diranno niente. Solo tu puoi evitare che sia lapidata. Lapidata? Tu hai offeso il Signore. Non sfuggirai alla sua punizione. Sacrilegio! È la cortigiana di Magdala! Ha profanato il tempio! Sconterai il tuo sacrilegio con la morte! A morte! Lapidatela! Fermi! Arriva Gesù, l'uomo dei miracoli! È una volgare prostituta! La conosciamo! Ha profanato il tempio! Secondo la legge di Mosè dovrebbe essere lapidata. Tu sei un uomo saggio. Cosa dobbiamo fare di lei? Chi tra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ancora un colpo deve venire. Dai, forza, tira. Ah, è andata bene, ho vinto io. Adesso chi tocca? No, no, tiro io. Fermo! 8, 14. C'è qualcuno fuori che dice. Su, prego. No, Ecco, avevi detto che non dovevamo farci vedere insieme? Sono venuto per avvertirti che il Sinedrio ha promesso di consegnarti ai Romani. Devi lasciare Gerusalemme subito. Ti farebbe comodo, vero? Se hai tanto desiderio di essere crocifisso, resta. Ma lontano da qui saresti più sicuro. Come mai ti preoccupi tanto per me? Non mi servi a nulla in carcere o morto. Mi è cara la tua vita. O ti è caro il denaro che ti porto? Tutte e due. Finché dura il disordine i nostri affari prospereranno. Già, più le acque sono agitate, più noi arricchiamo. Hai ragione. Bravo, stai imparando. Ti ringrazio, ma vedi, mi sento più sicuro qui, nella mia grotta. Fa come vuoi. Perdonami, ma la mia padrona non può riceverti. Ho ordine di non lasciare entrare nessuno. Scostati. Ti prego, aspetta. Maria è malata. Non raccontare storie. Conosco la sua malattia.
Si è infatuata di quel Galileo da quando l'ho incontrato al Tempio. Che cosa vuol fare? Seppellirsi in casa? Affogarsi nelle preghiere? Tu sei un romano. Tu credi ad altri dei. Lascia stare ciò che credo io. Il Nazareno può aiutare Maria. Se le vuoi bene, non la ostacolare. Anch'io posso aiutarla. Gaio, ti prego. Aspetta. Aspetta. Gaio è tornato ancora. Insiste per vederti. Non hai alcuna ragione di evitarlo. Egli ti ama veramente e comprenderà tutto. Perché vuoi farlo soffrire? Ma non capisci, Marta. Se accettassi ancora il suo amore, lo farei soffrire molto di più. Perché lotti contro te stessa? Eppure il Nazareno non ha insegnato questo. Basta con il Nazareno. Non voglio neanche più sentirlo nominare. Come puoi parlare così? È il Messia. Il Messia? Tu sei pazza, tu e tutti coloro che credono in lui. Perché il Messia dovrebbe venire a me? Perché? Egli ti ha perdonato. Il suo perdono non significa nulla. Sono quella che sono. E so bene come finirò. È così che i romani usano conquistare le donne? Perché non hai condotto le tue legioni? Su, avanti, parla. Sei tu il conquistatore. Maria, un giorno mi dicesti che avevi paura di me. Ricordi? Avevi paura che il mio amore per te sarebbe caduto di fronte alla realtà. Questo non è avvenuto. Andremo via insieme. Dimenticheremo tutto. Non voglio. Ti prego, vattene. Maria. Tu sai ormai che donna sono. E poi non significa niente per me. Non hai significato mai niente. Smettila! Ecco il mio amante. Anan paga tutto questo. Io appartengo a lui. Tu lo ami. Sei una donna impossibile, ma anch'io sono un uomo impossibile. Stiamo bene insieme. Insieme? Inviteremo i nostri vecchi amici. Potrai chiedermi tutto ciò che vorrai. Ti porterò via da qui. La tua vita è la mia vita, Anan. Tornerai ad essere te stessa. Perché mi guardi in quel modo adesso? Lo sai che Lazzaro è malato. Non puoi lasciarlo ora. Sì, lo so. Ma non posso rimanere ancora a Gerusalemme. Non posso proprio. Non cercare di evadere. Dio è ovunque. Non si può sfuggire a Lui. Egli vive dentro di te. Alusa! Sara! Miriam! Presto! Preparate tutto. Partiamo subito.
Silenzio, vi prego. Cammino da giorni e giorni, vengo da lontano, sono vecchio e voglio vederlo. Anch'io. Ho portato mia moglie e mio figlio. Io l'ho visto, l'ho inteso predicare. Ricordo ogni sua parola. Non alzate la voce. Il maestro sta pregando. È molto stanco. Dovete aver pazienza. Domani ascolterà ciascuno di voi. Ma no, fateci entrare. Benvenuta, Marta. Perché così tardi? Dovevi arrivare prima. Cercherò di trovare un giaciglio per te e tuo fratello. Grazie, Giuda Iscariota. Forse è meglio che lo porti a casa. No, no. Dobbiamo rimanere. Non hai sentito? Domani il maestro ci parlerà. Avrai tempo per ascoltarlo. Abbi fede in lui. Egli non ti abbandonerà. Marta ha ragione, Lazzaro. Dio non abbandona nessuno, neanche i malvagi. Che cosa fate qui? Volete tirarvi addosso alle guardie romane? Andate via. Non facciamo niente di male, siamo qui per Gesù. Il Galileo. Levati di qui. Il Galileo, il messia degli straccioni. Vogliamo eleggerlo nostro capo? Il regno di Giudea sarà libero quando i pesci impareranno a nuotare all'asciutto. Come se la caverebbe il vostro messia di fronte alla mia spada? Vediamo se hai il potere di fermare questa. Vediamo se valgono più le chiacchiere o la forza delle armi. Servirà a distrarre l'attenzione dei romani da te. Meglio lui che te. Hai ragione. Siete pazzi. Tutti pazzi. E seguite uno più pazzo di voi. Andiamo. Seguitemi. È meglio andare a casa, Lazzaro. No, no. Io devo vedere Gesù. Gesù. Anan, ma dove mai hai lasciato le tue donne? Ne ho soltanto una. Eccola là. È la più bella di tutte. È Maddalena che stai baciando o è il suo fantasma? A che cosa pensi, Maria? Dove sei? A Cesarea, a Gerusalemme o a Roma? Che differenza vuoi che possa fare? Il suo corpo è sempre vicino a me. Ecco quello che conta. Non mi toccare, sono nauseata. Maddalena, hai perduto la ragione? Voglio tornare a Gerusalemme. Da chi? Credi che non sappia dove vuoi tornare? Non tutti gli uomini sono disposti a tollerarti come ti tollero io. Tu mi hai sempre dato tutto, Anan. Eccetto la comprensione. Se vai via ora, non ti riprenderò mai più con me. Anche se verrai a supplicarmi in ginocchio. Non ti preoccupare. Mi sono già umiliata abbastanza. Riprendete a danzare.
Gaio Marcello è a Cesarea. Perché vuoi vederlo? Quando tornerà? Non lo so. E anche se lo sapessi non te lo direi. Un momento. So che lo ami, ma dovresti renderti conto del pericolo che corri. Se non ti preoccupi di te stessa, pensa almeno a lui. So perfettamente che ciò che dici è vero. Forse sarà meglio che tu non gli dica che sono venuta a cercarlo qui. Cos'è accaduto? Parla. Qualcosa a Lazzaro? È morto. Aspettate! Marta. Troppo tardi. Ti ha chiamato tanto. Sperava di vederti per l'ultima volta. Dio ha voluto punirmi. Mi ha punito portandomi via Lazzaro. No, Maria. Non devi parlare così. È la verità. Se io avessi agito diversamente, Lazzaro non sarebbe morto. Siamo partecipi del tuo dolore, ma nessuno può far nulla contro la morte. Perché non avete cercato Gesù prima che fosse troppo tardi? Dov'è la vostra fede? Sono qui, Maddalena. Tu sei venuto. Lazzaro è salvo. La tua fede lo ha salvato. Lazzaro, Lazzaro, alzati e cammina. Venite, ascoltate, fratelli, ascoltatemi. Noi siamo veramente il popolo eletto. Il regno viene a noi come è stato indicato dai nostri profeti. Egli è colui che attendiamo. Sarà la fine della nostra servitù. Che succede? Il popolo di Gerusalemme si è dato convegno per le strade? Sono in grande fermento a causa di Gesù di Nazaret. Il giorno
Parlano del suo ultimo miracolo. Dicono che abbia resuscitato un morto. Non dire sciocchezze. No, questa volta è vero. Si sa anche il nome. Lazzaro di Magdala. Come hai detto che si chiama? Lazzaro, il fratello di quell'ebrea. Prima del miracolo è venuta qui a cercarti. Perché non me l'hai detto immediatamente? Perché credevo più opportuno tacerlo. Ma adesso non distingo più ciò che è bene da ciò che è male. Dov'è Maddalena? È andata a raggiungere il Nazareno. Dove? A casa di Simon Fariseo, dove è ospite Gesù. Gaio! Ma è pazza. Che fa? Perché si è voluta umiliare così davanti a tutti? Non è una schiava. No, Maria ama Gesù. Ah, è per questo. Sì. Ma il suo non è un amore terreno. Che genere di amore è allora? È l'amore che viene dall'anima, puro e immortale. Se non puoi capirlo, almeno rispettalo. Cerca nel tuo cuore di perdonarla e lascia che segua la sua strada. Se lo preferisce a me. Marta, ti avverto per il tuo e il suo bene. Molti ritengono che questo Messia sia un impostore e sapranno cosa fare. Quell'uomo tiene il popolo nelle sue mani. Dobbiamo distruggere il suo potere. Ah no, sarebbe rischioso per noi opporsi a lui in questo momento. Quando allora? Quando tutti ci avranno voltato le spalle? Quando avrà un tempio tutto suo dove sarà adorato come un dio? E se fosse veramente il Messia, non ricordate i presagi quando nacque? Fu proprio l'anno in cui la cometa apparve. Impossibile! Il Messia sarebbe venuto. Noi siamo la legge! È un falso profeta! Calma! Calma. Oggi il Galileo sarà a Gerusalemme. Vedremo come si comporterà. E se è il caso, noi agiremo. Non si sono mai comportati così, neanche all'incoronazione del loro re. Devono essere impazziti. Sarà meglio seguirlo.
Gaio, se vuoi andare posso controllare da solo la situazione. Al minimo segno di ribellione, carica la folla. Se il Galileo resiste, non risparmiarlo. Sono soltanto donne, vecchi e bambini. I tuoi informatori hanno esagerato il pericolo di quell'uomo. Non ho chiesto la tua opinione. Il Galileo è entrato nel tempio e ne ha cacciati i mercanti con una frusta. Ha profanato il luogo sacro con la sua furia. E i fedeli? E i fedeli hanno rovesciato la loro ira sui mercanti. Essi lo acclamano come loro messia. È inaudito. Si sta schierando contro di noi. Dobbiamo agire. Deve essere condannato. È assurdo aspettare ancora. Ogni discussione è inutile finché non lo avremo interrogato. Soltanto così sapremo se è un falso messia. Voi tutti sapete il castigo che spetta a chi si renda colpevole di tale delitto. Morte per crocifissione. Gli informatori mi hanno detto che si sono udite grida sediziose contro Roma. Tu le hai sentite? Io no, ma non posso essere dappertutto. Io non ho sentito nulla. C'eri anche tu? Sì, c'ero. E commetteresti un grave errore intervenendo con la forza contro il Nazareno. Claudio. Gaio Marcello. In questo paese è diventata un'abitudine fare allocuzioni sediziose contro Roma come c'è l'abitudine di mangiare pane azimo durante la Pasqua. Le grida che sono state udite non saranno certo più pericolose delle altre. E allora? Hai visto tu stesso quale massa di popolo è in movimento. Basta soltanto una scintilla per scatenarla. Ave Pilato, Anan, quale inviato del Sinedrio, ti chiede udienza. Con lui è un emissario del re Erode. Falli entrare. Ti prego di controllare di più i tuoi sentimenti. E ricordati che sei la moglie del governatore di Giudea. Il Sinedrio mi ha incaricato di esprimerti la più profonda... Lascia stare le cerimonie. Che cosa vuole il Sinedrio da me? Ho avuto istruzioni di informarti che i sacerdoti sono pronti a condannare Gesù di Nazaret, smascherandolo di fronte al popolo quale falso profeta. Essi desiderano sapere quale atteggiamento assumerà il prefetto di Roma. Tu sai come la penso, Anan. Non intendo immischiarmi in questioni di ordine religioso. Ma se verrà dimostrato che quell'uomo si ribella a Roma? Allora sarò obbligato ad agire. Abbiamo prove che il Nazareno complotta contro l'autorità costituita. Contro Roma? Sì, ho i testimoni. Datemi le prove. Il tuo nome? Esra. Sei un seguace del Nazareno? Lo ero. E perché lo hai abbandonato? Perché i seguaci progettano di ribellarsi. Contro chi? Contro il re, contro i sacerdoti e Roma. Vieni qui. Perché sei in catene? Ho violato la legge. Ti è stata promessa la libertà? No. E speri di ottenerla? Spero che il re si dimostri generoso, sì. C'è altro? Ho molti testimoni che potranno indicarti chi cospira contro Roma. Roma difenderà il suo prestigio. Gaio Marcello prenderà i provvedimenti necessari. Saremo lieti di eliminare coloro che minacciano la pace di Gerusalemme e sfidano il potere di Roma. Anan, mi è stato detto che il Galileo si nasconde. Puoi indicarmi dove? Uno dei suoi discepoli è disposto a tradirlo.
È soltanto questione di prezzo, come in tutte le cose. 26, 27, 28, 29, 30. Dov'è? Seguimi. Non dormi, Maria? No, non posso dormire. Ho paura. Paura? Proprio ora che siamo così vicini a lui. È per lui che ho paura. Ho un terribile presentimento, Marta. Come se qualcosa stesse per accadere. Mi sembra di sentire un rumore di passi. Sono in molti. Sento che arrivano. Marciano. I soldati sono qui. Ci sono i soldati! I romani! Gaio, non puoi arrestarlo! È innocente! Sei venuta prima di quanto credessi. Aiutami, Anna, aiutami. Hanno arrestato Gesù. Adopera la tua influenza per liberarlo. Il tuo Galileo è in mano ai Romani. Non posso far nulla. Anan, tu mi amavi un tempo. Forse mi ami ancora. Tutto potrà tornare come per il passato. Ma salva Gesù. Salvalo. Come puoi credere che sia tanto sciocco da accettare la tua proposta? Dimenticalo, è condannato. No! Bisogna salvarlo. Io devo salvarlo. Anche se dovessi rivolgermi a Barabba. Porta questa al centurione Gaio Marcello. Ah, tu qui, Maria Maddalena. Che vuoi? Sono venuta a chiedere il tuo aiuto.
il mio... E Anan si è stancato di te. Voglio che tu attacchi stanotte la fortezza Antonia e liberi Gesù. Gesù? E perché non si libera da sé? Non è l'uomo dei miracoli, forse? E io dovrei liberare il liberatore del regno? Ecco, questi sono tutti i monili di valore che posseggo. Non c'è dubbio. Hai deciso di rovinarti per lui. Magnifico. Allora libererai il Messia. Il Messia? Questo è il vero Messia di Israele. Questa è la vera forza con cui David, Saul e Giuditta liberarono il popolo ebraico. I romani, siamo circondati. Avanti! Prendete le armi! Difendiamoci! Figliacchi, difendetevi! Dove andate, codardi? Difendetevi! Barabba! Sono qui! Ci incontriamo di nuovo, centurione! Arrenditi, Barabba! Venite a prendermi! Cerco compagni per l'oltretomba! Fermi! Ho un vecchio conto da saldare. Prendi, Gaio! Pilato ti vuole vivo. Questa grotta è sempre stata sicura. Chi mi ha tradito? Un tuo caro amico. Anan. Il mio cavallo.
Maria. Ero venuta in cerca di aiuto per liberare Gesù. Ora non so più a chi rivolgermi. Ti interessa dunque tanto? Gaio, io ti ho amato molto. Se ti avessi incontrato prima, forse la mia vita sarebbe stata diversa. Ma l'amore che provo per il Nazareno supera qualsiasi altro sentimento. Tua sorella Marta ha cercato di spiegarmi. Io non ho voluto ascoltarla, ma quando ho condotto quell'uomo in prigione, ho cominciato a comprendere. Gaio, Gesù non merita la morte, è innocente. Vieni, ti condurrò da lui. Perché fai questo per me? Non lo so, non chiedermi altro. Ma perché Erode vuole che sia io a emettere la sentenza? Re Erode ha fiducia nella giustizia di Roma. Tu non puoi condannarlo. Sarebbe un delitto. Egli non parla di violenza. Egli insegna al popolo ad amare, non ad odiare. Egli dice agli umili che erediteranno la terra. I poveri, i derelitti, erediteranno la terra. Roma cadrà sotto l'urto di quest'idea. Non è assolutamente un'idea di pace. È piena di una violenza irresistibile. L'amore è violenza? La pace è violenza? No, la pace è pace. E se la conseguenza è che Roma debba cadere, lascia pure che Roma crolli nella polvere. Allora dovrei tradire per salvare il tuo Dio? Non c'è una soluzione. Può darsi, ma Roma disapproverà. E anche Erode. E il Sinedrio. Ma la legge dice che durante la Pasqua ho il diritto di concedere la grazia a un condannato. Lascerò scegliere al popolo, Barabba o Gesù. Il sangue di un bandito contro quello di un uomo giusto. Possiamo fidarci di lui. Egli ha fede in te. Ti aiuterà a fuggire, maestro. No, Maria. Il mio destino è stato deciso dal Padre mio. Ciò che è scritto si compirà. Ma non è giusto che tu muoia per i loro peccati. Non condannare, Maddalena. Ogni uomo crede di essere nel giusto. Dobbiamo perdonare. Perdona ed ama il prossimo tuo. Solo così vivrai nella pace del Signore. Dove lo portate? È un ordine di Ponzio Pilato. Lui e il Galileo dovranno comparire di fronte al popolo che deciderà quale dei due sarà graziato. Il popolo non abbandonerà Gesù. Speriamo di no. Bisogna far liberare Barabba. Barabba è l'unico che abbia combattuto contro i Romani. Bisogna farlo graziare. Gridate per Barabba. Intesi? La libertà non si ottiene con le preghiere. E se fosse veramente il Messia? Il vero Messia avrebbe infranto le mura della prigione. Quello è un impostore buono per gli sciocchi come te. Eccoli, arrivano! Arrivano, eccoli, eccoli!
Ascolta, o popolo di Israele. Sono qui al tuo cospetto Gesù di Nazaret e Barabba, condannati a morire per crocifissione. Secondo la legge, io, Ponzio Pilato, in forza dell'autorità conferitami, lascio al popolo il diritto di scegliere quale dei due condannati dovrà essere liberato, Gesù o Barabba. Gesù! Lasciate libero Barabba. Io mi lavo le mani del sangue di questo giusto. Hai fatto tutto ciò che era in tuo potere per salvarlo. Ora tutto è finito. Non puoi distruggere te stessa per mantenere vivo un ricordo. Non posso rinunciare alla mia fede, neanche per te. Io porterò la parola del Maestro a coloro che non l'hanno ancora ascoltata. Gesù sarà dimenticato dopo la sua morte. No. È proprio dalla sua morte che Gesù comincerà a vivere. La sua fede continuerà nei secoli dei secoli. Non tentare di chiamare aiuto. Non te ne lascerò il tempo. No, Barabba, lascia che ti spieghi. Non cercare giustificazioni. Mi hai tradito. Ho dovuto farlo, ma ho anche cercato di aiutarti. Se sei ancora vivo, è solo merito mio, credimi. Sei una lurida spia. Tu devi morire. Lentamente. 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 Lentamente.